La situazione meteorologica: anche gli ultimi 8 giorni di giugno saranno sotto il dominio incontrastato dell'alta pressione. L'Europa centro-occidentale continuerà a sperimentare temperature molto alte in un contesto di stabilità, fatto eccezione solo per qualche episodio pomeridiano sulle zone montuose. Nel corso del pomeriggio infatti sono previsti rovesci anche temporaleschi nelle valli interne del Levante, Aveto Trebbia, sulle Alpi Liguri, impossibile sconfinamento verso la Val Bormida occidentale, la Valle Scrivia, le vallate interne del Genovese centro-orientale entro le ore 18. In serata nuvolosità alta in transito sui settori costieri, ma precipitazioni in totale esaurimento. Venti deboli a regime di brezza, in rotazione a nord in serata, mare quasi calmo, temperature stazionarie su Spezzino e versanti marittimi di ponente, in leggero aumento nelle vallate cittadine genovesi e savonesi, dove potrebbero vedersi valori massimi anche superiori ai 35 gradi. Per domani, mercoledì 24 giugno, la Limit prevede cieli parzialmente nuvolosi sul settore centrale nella mattinata, temporaneamente molto nuvolosi, con tendenza però al miglioramento entro pranzo. Nelle ore centrali, fenomeni convettivi si andranno a generare negli entroterra, possibili sconfinamenti non sono da escludere sul genovese nel corso del pomeriggio. Cieli soltanto velati sui restanti settori liguri, venti deboli dai quadranti settentrionali, possibili ingerenze delle brezze meridionali a fare resistenza sulle coste del Medio Levante. Mare quasi calmo, temperature su valori ben al di sopra della media del periodo.